Al via la stagione teatrale 2019-2020 al Teatro Pirandello, con l'Antigone di Sofocle prodotta dal Teatro Stabile di Catania con la regia di Laura Sicignano, che ha visto tra i protagonisti il nostro Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte, re di Tebe, e che ha avuto un ottimo riscontro tra il pubblico agrigentino presente. Siamo molto contenti di essere in questo meraviglioso teatro con un grande classico della drammaturgia mondiale, con un grande interprete siciliano ma naturalmente di caratura assolutamente nazionale, che è Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte. Questo è uno spettacolo che spero possa incontrare i gusti di tutto il pubblico, uno spettacolo veloce, intenso, pieno di musica, molto visivo, con 10 artisti sul palco, tutti di grande talento. Antigone è uno spettacolo che parla molto al presente, questo testo di Sofocle è stato messo in scena nei secoli, riscritto, ripensato, rivisto, e ancora oggi ha un grandissimo potere di far discutere e di far emozionare, e speriamo di farlo anche qua. Io sono fra i tanti interpreti, non il protagonista assoluto, di uno spettacolo che si intitola Antigone di Sofocle, dove Creonte ha un ruolo fondamentale. Sono felice perché apriamo con uno spettacolo con la mia presenza e soprattutto con la presenza della compagnia del Teatro Stabile di Catania, uno dei primi, secondo solo al Piccolo di Milano, primi teatri stabili creati nella storia del paese. Il Teatro Stabile di Catania ha 61 anni e io ne ho compiuti 61 a settembre scorso. Qualcosa sul personaggio, quello che dico di solito nelle interviste è che quando avviene un'ingiustizia una persona ha due possibili strade. Una è accettare l'ingiustizia e lamentarsi magari, l'altra è quella di agire, e Antigone, come tante donne della nostra società, decide di agire e di pagarne le conseguenze, e quindi è sempre bello secondo me vedere in teatro questo. Io parlo del mio personaggio o di tutto? Antigone è uno spettacolo bellissimo scritto da Sofocle, meraviglioso, e si parla di un dolore, si parla di amore, si parla di tante cose che sono tutte molto attualizzabili al giorno d'oggi. Il mio personaggio è uno dei personaggi più benedetti della storia del teatro, è Tiresia, il mago, l'indovino. Infatti mi sono camuffato, non ho voluto fingere proprio l'esibizione fisica, voglio esserlo. Ho anche un bastone magico che non vi posso presentare adesso perché ce l'ho in camerino e non mi segue da solo, lo devo prendere, è magico, fa tante magie, però lo devo tenere in mano perché faccia magie. E per Tiresia mi sono andato a rileggere tutto il mito ed è una cosa sconfinata, e ho dato una piccola interpretazione di quello che è stato la sua lunga vita, il lungo percorso e la sua lunga trasformazione. In questo dramma è come spiegava il nostro Tiresia in privata sede a questo punto, sì, è quello che porta una nota leggera nella tragedia, però è una nota leggera che da grande drammaturgo qual era Sofocle, sì, è una nota che non fa altro che alimentare la tragedia, e infatti grazie a lui o per colpa sua Antigone viene catturata e succede quello che succede. Beh, io ci tengo a sottolineare una cosa, che sono di Canicattì e sono 16 anni che non recitavo in questo teatro. E sono molto emozionato e mi fa molto piacere che ci sia stata questa risposta di pubblico da parte degli agrigentini. 2 giorni di pieno abbiamo saputo. Degli agrigentini, e soprattutto dei canicattinesi anche, che si spostano ben volentieri, e allora viva il teatro, no? Viva il teatro, e questo Teatro Pirandello a cui io pure sono molto legato, perché io sono appena arrivato, venivo con lo Stabile di Catania, adesso l'ultima volta abbiamo fatto il Berretto a Sonagli con Gianfranco Iannuzzo con la regia di Bellomo, dove io facevo invece il delegato Spanò, totalmente diverso, adesso sono Tiresia, mi sono trasformato. Prima della rappresentazione teatrale, la relazione sull'andamento della stagione introdotta dal direttore del teatro della Fondazione, dottor Tirinnocchi, dai rappresentanti del CDA, Gaetano Aronica e Salvatore Nocera Bracco. La stagione ha visto in netto aumento il numero degli abbonati, portare a circa 900. I conti della Fondazione godono di buona salute. Lanciata anche la nuova iniziativa denominata Destagionalizzazione teatrale, un viaggio itinerante del teatro nei luoghi della nostra città. Sicuramente perché quest'anno abbiamo superato qualunque traguardo degli altri anni, abbiamo avuto 900 abbonamenti, per cui stiamo lasciando un teatro in pienissima salute, e soprattutto c'è il riscontro della gente che
ci stima e ci sta dando tanta fiducia, e questa è la migliore risposta che potevamo ricevere dalla città per l'impegno che abbiamo messo in tutti questi anni, tutta la squadra, io, Gaetano Aronica, Sebastiano e tutto lo staff, anche Arianna Vassarlo per quanto riguarda, diciamo, le attività per i mattinè e tutto quanto, quindi c'è stata una squadra che ha funzionato al 100%. Quest'anno con la destagionalizzazione, intanto siamo stati ammessi per 200.000 euro, dei quali 80.000 verranno restituiti con il contributo previsto dalla Regione, il resto lo rimetterà la Fondazione, che recupererà in parte con incassi, in parte rimetterà col proprio bilancio. La Fondazione esce fuori dal teatro e realizza la destagionalizzazione in tutta la città, realizzando manifestazioni di prosa, di musicali, di danza, di attività per i giovani, di tutte le tipologie, coinvolgendo tutta la città, per cui la Fondazione esce fuori dai muri del teatro per riaprirsi a tutta la città. Dicevo, guarda, per essere proprio sintetici, la casualità ha voluto che quest'anno la stagione fosse aperta da uno spettacolo classico, Antigone, con un attore classico che è il nostro direttore artistico Sebastiano Lomonaco, bravissimo, e finisca con Ombre, invece spettacolo sperimentale, drammaturgia contemporanea, scritto da me, diretto da me, con un'attrice emergente del nostro territorio, diciamo una delle più brave e delle più famose, che è Selene Caramazza, nata a Favara, di 26 anni, una stella nascente, ha preso il premio De Sica ultimamente, è la protagonista di tanti film. E per cui le due anime, proprio quella della tradizione, quella dell'innovazione, della ricerca di talenti nel nostro territorio, che sono un po' le cose che hanno fatto innamorare il pubblico di questo nuovo teatro Pirandello diretto da noi, è un po' quello che ci riempie di orgoglio. Per i numeri, naturalmente, come ho già detto prima, il direttore Tirinocchi è molto più bravo di me, ma mi pare che i numeri, dunque i fatti, in qualche modo siano inattaccabili proprio perché fatti, il resto sono chiacchiere. Lomonaco apre la stagione, tu la chiudi con una tua produzione. Sì, è uno spettacolo che ho scritto a quattro mani con Adriana Sabatini, che oltre ad essere una grandissima casting director è stata anche collaboratrice di Mino D'Amato, di Gianni Minà, di Michele Santoro, insomma una coautrice molto importante. Abbiamo scritto questo testo sul destino e sulla Sicilia, parla molto di giovani, di scontro generazionale, e sono orgogliosissimo proprio perché avrò una compagnia formata tutta da attori nostrali, proprio, cioè saranno nostrani, sarà questo un grande motivo di orgoglio, e la nostra stella sarà, come ho detto, Selene Caramazza, e soprattutto una grande scommessa, perché quando ti butti nel vuoto con un testo che hai scritto tu, con un'attrice che è la prima volta che calcherà il palcoscenico, un'attrice di cinema, per cui è una grandissima scommessa che però, come dicevi poco fa tu, mi dà anche molta adrenalina. Io sono molto carico, molto gasato, molto esplosivo, anche perché vengo da un'esperienza pazzesca di 10 mesi in giro per il mondo a girare con i migliori che ci sono, cioè praticamente vengo da una favola, per cui vorrei che parte di questa favola riguardasse anche la mia città.